Gentili amici e amiche di Directa Sport, buon pomeriggio a voi che siete davanti agli schermi della TV del Calcio Sardo. Ben ritrovati allo stadio Carlo Zobboli di Carbonia, dove a brevissimo vi racconteremo l'incontro valido per la 12ª giornata del campionato di eccellenza girone unico, Carbonia contro Budoni. Andrà direttamente al tiro col destro, con pallone che si perde di poco, terreno di gioco in ottime condizioni. Questo pomeriggio seguiamo ora il Budoni che attacca con questa conclusione da parte di Giacomo Santoro, e Budoni subito vicinissimo al gol del vantaggio. Eccolo lì, gioca corto per il compagno, palla messa pericolosamente nel mezzo, attenzione a Carbonia, la conclusione il palo, Carbonia a un passo, a 1 centimetro dal gol del vantaggio, la formazione di casa. Posta l'azione a metà campo, Carbonia che però recupera il pallone, attenzione, situazione di 3 contro 3, Monteiro, area di rigore, la palla messa in mezzo, occasione che sfuma. Facile pensare che il direttore di gara mandi le due squadre a riposo senza interruzione. Qui bravissimo Idrissi, non è finita la palla che viene letteralmente salvata sulla linea, esattamente da Unt. Pallone al limite all'area di rigore, c'è questo traversone interessante per Porcaggio, il tiro, rete, il Carbonia in vantaggio, sono passati appena 60 secondi di gioco in questo secondo tempo. Situazione di classifica, attenzione al Budoni, area di rigore, il salvataggio miracoloso. A rimanervi con la giocata splendida tra l'altro di Santoro che entra in area di rigore, li supera tutti e poi in qualche modo la retroguardia del Carbonia, sia pure in affanno, riesce ad allontanare Diop. Scodellata direttamente in area di rigore, pallone che rimane lì per la conclusione, mancina tentata da Sandro Scioni, Vigia che tutti conoscono e bene a Budoni. Nel frattempo seguiamo il corner battuto col salvataggio clamoroso sulla linea da parte di un giocatore del Budoni. Comprensibile comunque come sia difficile raggiungere impianti, tanto lontano, intanto la rete, ha pareggiato il Budoni al 40° minuto del secondo tempo, e occhio perché in questo momento lo Sese ha 3 punti dalla testa. Attenzione intanto Andiaye, area di rigore, Idrissi, l'uscita decisiva, ancora Adam Idrissi che fa suo il pallone, che brivido per il Carbonia a meno di 2 minuti dalla fine. Attenzione al Carbonia, area di rigore, Meloni riesce a tenere lì il pallone, poi Porchedu la mette in mezzo, Meloni, manca il tiro, cosa si è divorato il Carbonia al 52° allo scadere, arriva in questo momento il triplice fischio, giocatori a terra disperati, il Carbonia si è letteralmente divorato il successo.